Siamo intervenuti perché nella giornata di ieri, nella serata di ieri, abbiamo ricevuto delle segnalazioni su capi abbandonati e morti proprio in mezzo alla valle e di conseguenza è una situazione non accettabile che necessita l'intervento soprattutto della autorità di pubblica sicurezza e di sanità locale, quale è il sindaco. Siamo in Valle Santa Felicita, comune di Romano de Zelino. Da qualche settimana questo gregge di ovini sosta e pascola in quest'area verde, tradizionalmente molto frequentata da turisti e amanti delle passeggiate all'aria aperta. Una situazione igienico-sanitaria che il sindaco definisce poco chiara, con la presenza anche di animali morti, come questo agnello abbandonato senza vita in mezzo al fango. Questa mattina sono pertanto scattati i controlli e non sono mancati i momenti di tensione. Abbiamo fatto intervenire la nostra polizia locale che con il supporto dei carabinieri forestali e del servizio veterinario ha accertato che c'erano delle irregolarità e di conseguenza ha comminato le sanzioni e tutto quello che serviva, oltre ai verbali del caso, perché purtroppo la situazione era abbastanza seria. Oltre a questo si tratta di una diciamo presenza non temporanea ma stanziale da ormai qualche giorno, qualche settimana vorrei dire. Pertanto anche questa cosa non va bene rispetto a quelle che sono le regole di questo tipo di attività. Adesso che cosa succederà? Beh, notificheremo le sanzioni, dopodiché, con la polizia locale stiamo valutando anche una qualche forma di, interdizione all'attività di queste persone nel nostro territorio comunale, quasi come fosse un DASPO.